Va bene così. Non è questione di essere vanesi, mi hanno chiesto, me l'ha chiesto Lorenzo che vuole vedere la conferenza. Non c'è Lorenzo. Appunto. Questo mi dà ancora a me perché tutte le volte mi non può braccio. Come? Questo coso, non si compariglia. No, là te l'ha messo io. Ehi, ma questo supporto dove si compra? Buonasera e benvenuti. La conferenza di questa sera per me è molto intrigante perché è condotta da un nostro carissimo socio e anche tra i fondatori di questa università, ed è un argomento che piace perché quando ero ragazzo anch'io andavo molto in bicicletta e quindi è una cosa che mi stimola. L'argomento, prima di entrare però in argomento, volevo ricordare che stiamo facendo la raccolta per avviare i corsi collaterali, quelli che sono già istituiti. E l'altro giorno, durante la mattinata che stavamo aspettando che qualcuno che venisse a iscriversi, è venuta una giovane che fa scuola di canto moderno, oltre a fare anche canto terapeutico. Però a noi, se ci fossero delle figure interessate a fare canto moderno, basterebbe creare un gruppetto di una decina di persone per poterla avviare, si può avviare. Naturalmente sta a voi decidere se siete interessati alla cosa. Tornando all'argomento di oggi, il relatore è conosciuto da tutti, ma devo dire qualcosa che lo riguarda. È docente di italiano e storia all'Istituto Alberghiero di Arzachena, è giornalista professionista dal 2004, redattore all'Unione Sarda al Giornale di Sardegna, autore di 2 romanzi e di 2 biografie, vincitore del premio Costa Smeralda nel 2018 per i testi del documentario Da Monti a Limonti. Nella sua vita ha fatto per 6 volte il Giro della Sardegna in mountain bike, quindi capisco la sua passione per questo argomento, e ha corso 2 maratone, una a Milano e l'altra a Roma. Un altro grande merito è quello che è tra i soci fondatori di questa università, ma ultimamente ha raggiunto un ruolo che cancella tutti quelli precedenti. È presidente della provincia privata della Gallura. Diamo la parola a Francesco. Naturalmente poi ci sono, per chi è interessato, dei libri. Io sono interessato, chi avesse interesse, come? Francesco Giorgioni. Ci parlerà di questo ragazzo libero che un po' si è dedicato al ciclismo, insomma. Mi sentite? Allora, grazie a Pietro, grazie a tutto il direttivo dell'UTE. Peraltro io mi pregio di essere uno dei fondatori dell'UTE, anche se devo riconoscere che non ho un ruolo molto attivo perché il tempo non mi basta per essere presente e propositivo come sono loro. Vi dirò anche un'altra cosa, se mi permetti, Pietro. Quando 2 anni fa Paolo Sanna mi cercò per dirmi: ma ti interesserebbe far parte dell'Università della Terza Età? Io questa cosa l'avevo vissuta come un trauma. Cioè, tu mi stai dicendo che sono vecchio, che devo prendere atto della mia condizione anagrafica, e per una notte non ci dormii. Poi ho visto all'opera questi signori una praticità, un senso del pragmatico, un senso della comunità anche, perché ne stavamo discutendo prima con Marina. Francamente non è che la Zaghena di conferenze culturali organizzate una volta alla settimana se ne vedano tante, quindi questo è un vostro merito e nessuno ve lo potrà mai togliere. E vi dicevo, questo trauma dell'essere considerato vecchio, di dover prendere coscienza di essere ormai entrato, se non nella vecchiaia, ma quasi, è stato in qualche modo addolcito dall'orgoglio di appartenere ad un gruppo di gente che è capace di organizzare, che è capace di attirare qua anche gente che presenta argomenti di estremo interesse. Quello della settimana scorsa di Aldo Sardoni era, secondo me, un appuntamento fantastico. Chi se l'ha perso, permettetemi di dire, ha fatto male. Architettura e potere. Io modestamente invece faccio il racconto delle storie. La storia che vi racconto questa sera è la storia che
fino a qualche anno fa praticamente nessun sardo conosceva, se non il diretto protagonista. Il diretto protagonista è Libero Manca. Io, guardate, sono un giornalista e procedo secondo le regole base del giornalismo. Notizie in testa, chi, come, dove, quando, perché. Quindi seguirò questa traccia per raccontarvi questa storia. Vi dirò che la parola che ho usato più frequentemente nel trascrivere questi diari è stata irripetibile, perché Libero ha in un anno e mezzo, tra l'anno 1974 e l'anno 1975, percorso 38.500 km in bicicletta. Ha attraversato 25 paesi, ha attraversato Europa, Asia, Australia, America Latina. 1974-1975. Io conosco dei superatleti, degli ultramaratoneti che queste imprese le fanno oggi, ma voi volete mettere oggi qualunque cosa tu faccia, hai un GPS, un telefonino, uno smartphone, da qualunque parte tu sia nel mondo sei immediatamente localizzabile. Libero ha fatto questa impresa e a un certo punto a casa sua in Francia, poi vi racconterò come ci è arrivato in Francia, erano convinti che lui fosse morto perché per 3 mesi non avevano avuto alcuna notizia. Allora, andiamo con ordine. Copertina del libro che avete visto. Chi? Questo è Libero Manca. Qui aveva 16 anni, questo era il suo primo passaporto, e qui ne ha 75, una foto che abbiamo scattato 2 anni fa, tra l'altro l'abbiamo scattata da Giuseppe Vaffigo. Si stava godendo i fasti della sua improvvisa popolarità, era uscito un articolo sulla Nuova Sardegna. Libero è un signore che oggi ha 77 anni, è in pensione da parecchi anni, ha vissuto per circa 20 anni in Francia e adesso è tornato a Tadasuni, che è il paese sul lago Modeo nel quale è nato e dove ha vissuto buona parte della sua vita. Come ha fatto questo giro in bicicletta, come ha fatto questo viaggio del giro per il mondo libero? L'ho fatto su questa bicicletta, qua la vedete in una fotografia che è stata scattata in Cappadocia nel 1974, quindi 3 mesi dopo l'inizio del viaggio, e la bici perfettamente illustrata, in perfetto stato di manutenzione, è ancora in suo possesso, tant'è vero che quando abbiamo fatto la prima presentazione a Tadasuni nel gennaio del 2023, lui è arrivato da casa sua al centro convegni di Tadasuni, dove abbiamo organizzato la presentazione, in bicicletta, tra 2 alli di folla applaudente. Erano tutti felicissimi di vederlo finalmente come protagonista di un libro. I luoghi di questa avventura. Il paese che vedete è Voiron, è un paese francese della regione del Rodano, sotto le Alpi, non è distante dall'Italia. E questo è Tadasuni, non so se qualcuno di voi ci sia mai stato. È un comune di circa 140 abitanti, come vi dicevo abbiamo fatto la prima presentazione del libro 2 anni fa in una sorta di centro convegni ed è venuto tutto il paese. Siamo riusciti a farcelo stare tutto dentro una stanza. Allora, come inizia questa storia? Libero è un emigrante, però è un emigrante sui generis, nel senso che lui alla fine degli anni 60 ha scelto di andare a stare in Francia. Non perché avesse un'esigenza, come dire, di sussistenza vitale, avesse un bisogno estremo per questioni di povertà, di miseria, di cercare lavoro. Libero è libero di nome ma anche di fatto. Quando Libero ha ricevuto la cartolina per andare alla ferie militare, ha detto no, io di servire la patria, di fare il militare non ho nessuna voglia, perché non ho questa vocazione, non penso di dover
spendere 1 anno e mezzo della mia vita sotto le armi, ed è letteralmente scappato. C'è stata qui l'amnistia nell'86, ma tecnicamente Libero fino all'86 era una specie di latitante, nel senso che lui era un renitente alla leva. In Francia, in questo piccolo paese, Voiron, abitava un fratello e lui è andato a cercare questo fratello e lì si è stabilito, ha trovato un lavoro da giardiniere e lì è iniziata questa sua avventura. Tenete conto che stiamo parlando di un ragazzo che fino a quel momento il posto più lontano che avesse visto era Oristano. Da solo Oristano sono 40 km. Libero l'ho trovato una piccola occupazione con la manovale nell'Erigendo ospedale di Ghilarza, là volava lì. Quando proprio voleva fare un viaggio avventuroso se ne andava a Oristano, non aveva visto mondo. Improvvisamente decide di proiettarsi oltre il mare e di andarsene in Francia, proprio perché lui il militare non lo voleva fare. Vi dico anche una cosa per spiegarvi che tipo di famiglia fosse quella di Libero. Quando Libero è nato, il padre era fermamente deciso a imporgli quel nome, Libero. La madre si è opposta, con la seguente motivazione: tu lo puoi chiamare Libero e se poi lo arrestano. E guardate che non era uno scherzo, cioè non c'era una venatura ironica, questa famiglia è proprio così, cioè Libero, un altro fratello che ha vissuto per tanto tempo in Africa, sono persone che hanno un senso della libertà assoluto che va forse oltre i confini che noi possiamo concepire. E c'era probabilmente un seme della follia in tutta la famiglia, perché per compiere un'impresa di questo genere, che sostanzialmente lui non ha manco pianificato, ci vuole anche un minimo di incoscienza. Allora, nel libro trovate anche una rappresentazione grafica dell'impresa che il libro ha compiuto. Partenza nel maggio del 1974 da Voiron. Libero non è partito da solo, è partito con chiamiamolo compaesano, si chiama Michel Rayon, vivente anche lui, figlio di un notabile di Voiron, era figlio del direttore della banca, quindi era una famiglia piuttosto in vista. Libero era molto diffidente perché quando Michel gli ha proposto di accompagnarlo nel viaggio ha detto: ma io voglio vedere se tu sei effettivamente in grado di reggere questo sforzo fisico. E quindi hanno fatto per un paio d'anni tutti i passi alpini, le stesse tappe che vengono poi percorse dal Tour de France, le Des Alpes, i Galibieri, il Mont Ventoux, e in effetti Michel aveva dimostrato di poter reggere fisicamente questo impatto e quindi sono partiti insieme. Allora, partenza dalla Francia, Jugoslavia, Turchia, Iran, Afghanistan, India, Thailandia, Singapore, poi 8 giorni di nave per arrivare in Australia, l'Australia da Perth a Sydney, altri 24 giorni di transatlantico per andare in Messico e dal Messico l'arrivo in Bolivia, da cui poi lui è partito il 6 dicembre del 1975. Tutto questo è durato 1 anno e mezzo. Resta in qualche modo da risolvere l'ultima domanda: perché ha fatto questo? Io a questa domanda non rispondo. Sarete voi, insomma, a stabilire quali fossero le motivazioni, le spinte, quale sia stata la determinazione che ha indotto Libero a fare una cosa del genere. Libero è un signore alto meno di 1,60 m, pesa 50 kg, era uno che eccelleva in tutti gli sport. Correva maratone in montagna e si classificava regolarmente tra i primi 10. Correva gare a cronometro in bicicletta e arrivava sempre sul podio. Era uno che probabilmente, se avesse avuto un preparatore atletico o qualcuno che avesse creduto in lui, sarebbe diventato veramente un asso dello sport. Ma soprattutto c'era questo desiderio di conoscere il mondo. Desiderio di conoscere il mondo di uno che fino ai 17 anni aveva identificato gli orizzonti del pianeta in Oristano, per lui quello era il posto più lontano, più raggiungibile.
adesso qui i caratteri sono troppo piccoli, quindi voi non riuscite a leggere. Comunque alcune cose che sono successe nel 74, nel 75, la fine della dittatura in Portogallo e in Grecia, la morte del generale Franco, i fatti di terrorismo purtroppo tristi avvenuti in Italia, la strage di Piazza della Loggia a Brescia, l'attentato al treno Italicus, lo scandalo Watergate in America, la fondazione di Microsoft nel 1975, mentre Libero era ancora in viaggio, e poi, tra le altre cose, la crisi tra Turchia e Grecia per il controllo di Cipro. Faccio riferimento a questo fatto perché è avvenuto proprio mentre Libero era in viaggio. Libero non ha saputo nulla durante il viaggio di questa faccenda, mentre a casa sua si preoccupavano. Lui era totalmente ignaro che nella zona che stava attraversando spiravano venti di guerra. Vi devo anche fare una premessa su come questo libro sia nato. Allora, per circa 30 anni, anzi per 40 anni, nessuno ha saputo nulla di questa storia. Io che ho scritto anche biografie, che sono un appassionato di storia, quando sono venuto a conoscenza di questa impresa, la prima cosa che mi sono chiesto è com'è possibile che in Sardegna nessuno abbia raccontato questa cavalcata così epica. Allora, il signore che mi ha trasmesso la storia è Roberto Virtis, è un mio amico architetto di Seilo. Vi spiego com'è nata la conoscenza con Libero. Roberto era stato incaricato dal comune di Tadasuni di predisporre un progetto per delle piste ciclabili attorno al lago Modeo. Manco a farlo apposta, la settimana prima io e Roberto eravamo andati in bicicletta sul lago Modeo. Quindi Roberto incontra la popolazione di Tadasuni, incontra il sindaco, spiega quello che si voleva fare e ci mette anche una nota personale. Dice: voi avete un patrimonio paesaggistico di primissimo livello e io me ne sono reso conto in prima persona perché domenica scorsa abbiamo fatto il giro del lago in bicicletta con alcuni amici. In mezzo al pubblico c'era Libero. Libero si alza e dice: sì, lei ha fatto il giro del lago, io ho fatto il giro del mondo. Roberto in un primo momento ha pensato ad un mitomane, questo deve essere uno che ha molta fantasia, invece poi Libero l'ha trascinato a casa e gli ha fatto vedere tutta la documentazione del viaggio, al che Roberto mi ha chiamato, era il novembre del 2015, e mi ha raccontato nel dettaglio la storia, e quindi abbiamo deciso di farne un libro. In realtà poi le cose sono andate molto per le lunghe, per mancanza di tempo, perché ci sono state tutta una serie di disavventure e contrattempi che hanno ritardato i tempi. Dopodiché è subentrato quest'altro signore, non so se qualcuno di voi lo conosce, ma è una brevissima firma del giornalismo sardo, ma direi anche italiano. Alberto Pinna è stato inviato del Corriere della Sera, tuttora a scrivere per il Corriere, è in pensione. Dopo che è andato in pensione ha rilevato la casa editrice EDES, l'editrice democratica sarda. Attraverso un amico gli ho mandato il manoscritto e il giorno dopo mi ha detto: questo lo pubblichiamo perché è una storia incredibile. Lui stesso, Alberto, non si capacitava del fatto che nessuno in Sardegna ne fosse mai venuto a sapere nulla. E la mia angoscia era che questa storia incredibile potesse finire con Libero, perché tutto sommato, oltre a lui, alla famiglia, come dire, ai suoi intimi di Tadasuni, stiamo parlando di un paese di 140 abitanti, nessuno sapeva niente. Il libro è uscito nel gennaio del 2023 e, come vi dicevo, questa è una foto della prima presentazione. Allora, prima giornata del viaggio, 27 maggio 1974. Libero ha deciso di fare il giro del mondo in bicicletta nel dicembre del 71. Lui faceva il giardiniere a Poron. Si sposta in un paese vicino, Chambéry, e incontra un giapponese sordomuto sotto una tempesta di neve che procedeva lentamente tra mille difficoltà in bicicletta. Libero lo ferma, io non so come abbiano fatto a capirsi. E quello gli racconta che era partito dal Giappone, stava attraversando l'Europa e doveva proseguire verso gli Stati Uniti. Questa cosa folgora letteralmente Libero. Dice: se lo fa questo, eppure sul dovuto non lo posso fare io.
La sera stessa traccia una sorta di cartina ideale, un po' raffazzonata sulla sua cameretta e inizia a pianificare il viaggio. La sua fortuna è che Voirone è un paese che ha una forte tradizione ciclistica. Il suo stesso datore di lavoro era un ciclista e gli dice subito: fallo adesso, sei giovane, hai molte energie, hai molto entusiasmo, ti diamo noi i soldi. E quindi lui inizia a allenarsi per 3 anni prima di partire. Questa è un'ulteriore premessa che era necessario fare. Primo giorno del viaggio, Libero e Michel, biciclette costruite su misura da un'officina di Lione. Oggi noi andiamo con le biciclette in fibra di carbonio che sono leggerissime. Io ho una bicicletta che pesa 8 kg, questa pesava 13, sono biciclette in acciaio, però dovete considerare che Libero si è portato appresso 38 kg di bagaglio. Quindi considerate 13 kg di bicicletta, 38 kg di bagaglio uguale a 51 kg, che era esattamente il peso corporeo di Libero. Poi vi dirò altro, perché nel corso del viaggio le difficoltà si sono susseguite, ha dovuto far fronte a situazioni impreviste, quindi voglio dire, il peso della bicicletta spesso era anche superiore. Come ha fatto lui a costruire la storia? Dunque, quando sono andato a casa di Libero per la prima volta, nel novembre del 2018, Libero mi ha presentato una pila di quaderni, questi, scritti in un francese maccheronico. Sì, lui ha annotato giorno per giorno quello che faceva, il passaggio per ogni minuscolo villaggio, ogni persona che abbia incontrato durante, lui l'ha annotata su questo diario, scritto in francese. Qui ci sarà qualcuno che magari mastica più di me sociologia, ci sono processi di assimilazione e accomodamento, per cui uno che magari parla anche a stento l'italiano si ritrova in un altro paese e improvvisamente decide di comunicare, di pensare e anche di scrivere in francese. Considerate però che è un francese di una persona che aveva un livello di scolarizzazione molto basso, quindi un francese che dal punto di vista ortografico era piuttosto carente. Io sostanzialmente ho dovuto imparare un'altra lingua per riuscire a trascrivere questi diari. Considerate anche che erano più o meno 1200 pagine, non tutte perfettamente leggibili, perché immaginate, sono quaderni che sono stati soggetti a intemperie, a tempeste di grande. Una volta è finito pure dentro il Mekong, qui dentro un fiume, e quindi una parte di questi quaderni erano illeggibili e io ci ho messo 3 anni a trascrivere tutto. Ho impiegato sostanzialmente 3 estati della mia vita in cui mi sono dedicato soltanto a questo, e vi posso dire che è una delle cose più belle che ho fatto in vita mia, perché io seguivo la traccia dei diari, ma al tempo stesso avevo davanti a me il computer aperto su Google Art e quindi immaginavo in qualche modo i percorsi che lui aveva compiuto. Ma non c'era corrispondenza, perché io leggevo sul quaderno che lui aveva attraversato, che so, questa strada tortuosa, sconnessa, impervia, tra mille difficoltà, strada sterrata, e io vedevo che invece la strada, quella che vedevo io su Google Art, era asfaltata. Allora lo chiamavo. Libero va chiamato soltanto in caso di estrema necessità, perché non ha il dono della sintesi. Voi oggi siete sfortunati perché lui non c'è, perché è bellissimo starlo a sentire. Libero non sta più tanto bene, ha difficoltà a spostarsi. Ma siete fortunati perché le prime presentazioni che abbiamo fatto sono durate 3 ore. Lui pretende, allora, oltre ai diari, lui che è un abilissimo fotografo, ha scattato all'incirca 400 fotografie. Sono quelle che noi oggi scattiamo quando andiamo al ristorante, 400. Lui le ha scattate nell'arco dell'intero viaggio, foto bellissime, ma pretendeva di commentarle tutte ad una. E i primi giorni era letteralmente impossibile. Alberto Pino mi diceva: la presentazione deve durare 1 ora, 1 ora e mezza, non può durare 3 ore. Però vedevamo che la gente era appassionata, era avvinta da questo racconto, e quindi l'abbiamo lasciato fare. Solo che
in una serata come questa non era pensabile affidarsi al suo racconto. Vi dicevo, circa 1000 pagine che io ho trascritto in 3 anni, fino a quando poi non siamo arrivati alla fine, abbiamo prodotto il manoscritto che è stato pubblicato. Vedete che qua c'è anche un timbro, questo è un timbro probabilmente che è stato apposto da autorità ad un valico sulle Ande. Lui lo faceva apposta perché diceva, da malfidente, non è che io poi torno in Francia e mi dicono che mi sono inventato tutto. Allora facciamo timbrare i posti di blocco in modo tale che ci sia una prova certificata che io effettivamente da lì ci sono passato. Questo è il primo giorno del viaggio, dalla Francia alla Svizzera. Primo giorno già con un primo contrattempo. Vanno in quota, arrivano quasi fino a 2000 metri, a un certo punto imboccano questa galleria e si rendono conto che in realtà quella galleria alla fine era bloccata, quindi non potevano proseguire, il che li ha costretti a tornare indietro e a sciropparsi altri 30 km in più rispetto al tragitto che avevano programmato. Libero pedalava più o meno tra i 100 e i 120 km al giorno. C'erano giorni in cui magari le condizioni erano più favorevoli e pedalava anche di più, però spesso capitavano situazioni, torniamo a quello che dicevo prima, oggi noi prendiamo Google Maps e vediamo se c'è un qualunque impedimento, un blocco stradale, un qualunque addensamento di traffico che magari ci suggerisce di fare una rotta diversa. Lui questi mezzi tecnologici non li aveva, quindi doveva sempre improvvisare e chiaramente era esposto a questi imprevisti. Qui l'ho intitolato questo fotogramma l'enigma Michel. Allora, vi dicevo, Michel si era aggregato al Libero perché anche lui aveva intenzione di compiere questa impresa. Libero, come vi dicevo, è uno straordinario fotografo tuttora, ha un senso dell'immagine, del contesto veramente da fotografo di talento. Forse da lì non riuscite a cogliere l'espressione di Michel, ma qua Michel è già incazzato nero. Cioè già dal primo o secondo giorno lui si era pentito di aver iniziato questo viaggio, anche perché poi i primi 3 giorni avevano preso neve, acqua e grandine, e quindi era già piuttosto nervoso. Diciamo che l'armonia del duo era piuttosto compromessa già dall'inizio e secondo me questa immagine lo dimostra. Il viaggio è proseguito poi per la Jugoslavia e queste sono foto invece fatte in Turchia. Un gruppo di ottogenari che lui ha incontrato, con cui si è fermato a parlare, voi direte non è comunicato con i turchi. Nell'azienda di cui lui era dipendente c'era tra i vari giardinieri un giardiniere turco e quindi Libero masticava anche qualche parola di turco ed era in grado di comunicare con i turchi. Questa invece è un'altra foto scattata ad un mercato, credo ad Istanbul. Qui siamo sempre in Turchia. Questo è un camion che è precipitato in un fiume. Nel tragitto tra Ankara e Istanbul c'era una sorta di competizione tra camion merci che si spostavano per spostarsi tra i vari mercati. Spesso queste competizioni andavano oltre le capacità dei guidatori e le possibilità dei mezzi e finivano così. Tutto questo è documentato. Quello che io non riesco a trasmettere, ma secondo me in qualche modo il libro riesce a comunicare, è lo stupore di Libero. Ricordatevi sempre, stiamo parlando di un ragazzo che aveva visto pochissimo mondo e improvvisamente si ritrova proiettato all'avventura, improvvisando giorno per giorno, davanti a panorami, a gente, a paesi, a civiltà che lui non immaginava nemmeno esistessero. Tenete conto che per i primi 3 mesi Libero ha sempre dormito all'aperto, in tenda. La prima volta che ha dormito in albergo
albergo è una parola grossa, in una sorta di Stamberga, una sorta, oggi diremo un bed and breakfast, è stato proprio all'ingresso in Iran, dopo 3 mesi dell'inizio del viaggio. Perché? Perché alla frontiera con l'Iran i gendarmi gli hanno contestato la fotografia del passaporto. Fotografia del passaporto, quella che avete visto all'inizio, c'è un libero che è completamente sbarbato, glabro, no? Col passare dei mesi gli era venuta una barba, insomma, fluente, piuttosto fitta, e quelli hanno detto: ma questo non sei tu ci stai mostrando la fotografia di un'altra persona. C'è stata una discussione, una sorta di negoziato, a un certo punto Libero è scappato. È scappato lui e Michel, che fra l'altro mandava maledizioni al Libero che si era inventato la fuga, sono scappati nella convinzione che sarebbero stati inseguiti dai gendarmi. Hanno fatto 25 km andando a tutta velocità e poi a un certo punto, quando sono arrivati al primo villaggio, si sono detti: se qua piantiamo le tende ci trovano subito, se per caso ci stanno venendo a cercare. E quella, dopo 3 mesi, è stata la prima volta in cui sono riuscito a trovare una sorta di alloggio e hanno dormito con un tetto sopra la testa. Per i primi 3 mesi sempre in tenda, e per buona parte del viaggio hanno continuato a dormire in quelle condizioni, improvvisando. È quello che vi dicevo, ecco. Questo è, ripeto, non c'è una definizione dell'immagine che vi consenta di cogliere il particolare. Comunque qua Libero ha già una barba bella sviluppata e quindi la foto dei documenti insomma, lo faceva sembrare letteralmente un'altra persona. Qui siamo arrivati in Iran, non l'Iran di oggi, l'Iran prima della rivoluzione, un Iran del tutto occidentalizzato. Libero e Michel a un certo punto, durante i primi chilometri dal loro ingresso in Iran, trovano per terra un pezzo di ferro non identificabile, non sapevano che cosa fosse, però Libero se lo mette in tasca e parte. A un certo punto trovano una famigliola di tedeschi che si era fermata con l'auto in panne. Chiacchierano, scambiano due parole e si rendono conto che il capofamiglia stava armeggiando perché evidentemente si era rotto un segnasse, che era esattamente il pezzo che Libero aveva trovato. Quindi nel frattempo passa un camion di militari, quelli vengono coinvolti, solidarizzano e in breve questa macchina viene rimessa in sesto e questi ripartono. Quando ripartono, il capofamiglia dice: io sono il direttore delle poste centrali di Teheran, quindi nel caso in cui tu dovessi passare da Teheran cercami perché io sono lieto di ospitarti. E così è stato. Libero e Michel sono arrivati a Teheran, hanno chiamato questi signori e hanno passato una settimana ospiti di questi signori, con i quali si sentono ancora oggi. Un'altra delle caratteristiche bellissime dal punto di vista umano è che buona parte della gente che Libero ha incontrato durante il viaggio ha ancora contatti con lui. Guardate, Libero passa la sua vita nel culto di questa avventura. Oggi è il 6 novembre, stamattina Libero, appena si è alzato, è andato a prendersi il quaderno, ha cercato la data del 6 novembre per cercare di capire cosa stesse. Non ne ha bisogno, perché lui ha una memoria fotografica incredibile, si ricorda tutto, volti, villaggi, nomi dei villaggi, però lui ha bisogno costantemente di rievocare questa avventura che considera evidentemente il momento più bello della sua vita. Voi vi chiederete: come era finanziato questo viaggio? Allora, vi ho detto all'inizio che a Voiron il gruppo di amici e in particolare il suo datore di lavoro avevano contribuito proprio, diremmo insolito, avevano messo a disposizione una certa cifra, che lui spediva nelle varie poste delle città che avrebbe attraversato. Lui dice la posta restante, una sorta di fermoposta. Depositava dei denari lì, immaginava che sarebbe arrivato a Kabul a settembre, passava lì e ritirava questi soldi. Tutto questo però poteva avvenire perché a Voiron c'era la regia della sua fidanzata
La sua fidanzata si chiama Paulette ed è la sua attuale moglie. Lui l'ha conosciuta in Francia, l'ha conosciuta poco prima di partire, si sono fidanzati poco prima della partenza. Libero ha detto: guarda, noi adesso stiamo insieme, io mi auguro di avere una vita lunghissima con te, però io adesso devo partire. E Paulette ha accettato questo compromesso. Dopodiché, quando Libero è tornato in Sardegna, Paulette è tornata con lui e vive tuttora con lui a Tadasuni. Quando si dice amore, questo è il proprio amore. Ecco, vi dicevo che oltre agli appunti scritti di Libero, di cui un giorno forse faremo anche una mostra, perché ci sono alcuni passaggi che secondo me dal punto di vista anche antropologico sono estremamente interessanti. Oltre agli appunti scritti ci sono quelli fotografici. Vi dicevo 400 fotografie con dei veri e propri reperti. Questi sono i colossi di Bamiyan, questi non esistono più. Sono dei colossi che sono stati bombardati dai talebani, erano già menomati allora, però lui li ha fotografati praticamente quasi interi. Quindi questa è una testimonianza, sono stati bombardati e distrutti nel 2001, se non ricordo male. È una testimonianza storica a suo modo preziosa. Lui ogni volta che qualcuno va a casa sua lo costringe, è un po' come quando si va a casa di gente che si è appena sposata, no? Ti fanno vedere il filmino del matrimonio, lui ti fa vedere il filmino della sua avventura in giro per il mondo. Allora, a un certo punto la scoppia. Michel, che aveva dato già segni di insofferenza fin dai primi giorni, decide di rinunciare dopo circa 3 mesi, l'8 settembre. Ecco. Ci sono 2 pagine scritte in italiano nel diario di Libero, tutte le altre sono scritte in questo francese maccheronico che ho provato a descrivervi. Una delle pagine scritte in italiano è quella del giorno in cui Michel gli annuncia di non voler proseguire. Michel ha trovato una coppia di parigini su una Renault, ha fatto amicizia con questi. Erano anni in cui c'era un grande traffico di europei verso Afghanistan, verso India, verso Thailandia. Era gente che andava a fumare oppio, tanto per essere chiari, no? Insomma, c'era tutto un mondo da scoprire. Michel molla la bicicletta e se ne torna verso l'Europa con questi. Poi in realtà si scoprirà che il viaggio di ritorno di Michel è stato probabilmente più avventuroso di quanto non sia stato il giro di Libero. Ha rischiato di morire anche nel viaggio di ritorno Michel. Però l'8 settembre, dopo circa 3 mesi di viaggio insieme, Michel rinuncia e Libero resta da solo. Nessuna esitazione, decide di andare avanti comunque. Lui ha in mente di completare questo suo viaggio, è determinato ad andare avanti, si sente pienamente in forze, certo è molto amareggiato, addolorato dalla perdita dell'amico, però decide di proseguire. E questa è la foto che trovate in copertina. Quando io mi sono confrontato con l'editore, avevamo una scelta piuttosto nutrita di fotografie, no? Anche decisamente belle per poter ricavare la copertina. Ci siamo detti: tu fai la tua scelta, io faccio la mia, poi ci confrontiamo. Abbiamo scelto entrambi questa. Era, come dire, un modo per mettere in proporzione la grandezza della bicicletta con la grandezza dell'elefante. È una foto fatta in India. Inutile che io vi dica che Libero non aveva mai visto un elefante, quindi era particolarmente colpito, insomma, dalle dimensioni, dal volume di questo animale, e quindi ha deciso di mettere in posa la bicicletta. Bicicletta che, vedete, è sempre sul cavalletto. La forma di rispetto che Libero tributava alla sua compagna di viaggio era questa: mai la bicicletta per terra, a meno che non ci sia qualche foratura, se no la bicicletta sempre in piedi. Era una forma di dignità che lui riservava ad un mezzo che era per lui, come dire, la possibilità di proseguire questo viaggio. Altri incontri fatti durante il viaggio.
Prima cosa, i suoi diari sono zeppi di incontri con autostoppisti e io ho sempre considerato questa presenza così fitta di autostoppisti uno degli elementi di grande distanza tra il mondo di allora e il mondo di oggi. Voi ne vedete in giro autostoppisti adesso? No, se ne vedono più. Io quando ero ragazzo mi ricordo che ne vedevo parecchi, c'era gente che girava anche in Europa in autostop. Adesso probabilmente siamo talmente presi dalla diffidenza, dal sospetto, da questo bisogno di porre distanza con gli sconosciuti che nessuno si azzarda più a prendere nessuno con l'autostop, ma neanche nessuno si azzarda più a fare l'autostop. Lui racconta di aver visto gente ovunque fare autostop, gente che ha girato l'Asia in autostop. In questo caso ha incontrato un signore che con questa bicicletta a scatto fisso, quindi senza marce, stava facendo un'impresa simile alla sua. Se voi andate su Netflix e cercate, digitate l'uomo che voleva vedere tutto, trovate l'avventura di Heinz Stuck, un tedesco che ha fatto qualcosa di anche più grande rispetto all'impresa del libro. Questo signore ha passato sostanzialmente l'intera vita in giro in bicicletta. Se lo poteva permettere perché era uno che aveva sostanze che gli consentivano di passare la vita in giro in vacanza, e nella sua intera vita ha percorso 400.000 km in bicicletta. Pensate al caso incredibile, alla coincidenza straordinaria, si sono incontrati nello stesso posto. Hanno passato un paio di giornate insieme, dopodiché Libero anni dopo ha saputo che questo signore aveva scritto un libro, come lui, e non solo, avevano deciso che la storia meritasse di essere poi convertita e raccontata attraverso un documentario. Vi ripeto, se cercate su Netflix la trovate questa storia di Heinz Stuck, che ha superato gli 80 anni e è ancora più in buona salute e adesso si dedica a raccontare le storie ai suoi amici in Germania. Pagina nera in tutti i sensi, sa che siamo un po' lunghi. Dunque, nel suo procedere lungo l'Asia, a un certo punto Libero va a trovare un amico francese di Voiron che si era stabilito in Thailandia. Si era stabilito esattamente a Savannakhet, questo è il nome della città. Arriva in Thailandia, si incontra, lui resta ospite da questo amico Jean-Pierre, si chiamava, non so se sia ancora vivo. Poi a un certo punto Jean-Pierre parte per fare un viaggio ad Hong Kong e Libero decide di costeggiare la riva del Mekong da nord a sud, quindi il confine tra Laos e Thailandia. A un certo punto arriva in un centro che si chiama Nong Khai. Lì la polizia urbana gli contesta la mancanza di un visto sul passaporto. Libero probabilmente non è esattamente una persona dotata di grandi armi diplomatiche, io immagino che ne sia seguita probabilmente una discussione che è veemente, insomma, per farvela breve, Libero viene portato in cella e lì ci passa una settimana con un vecchio di età non precisabile, completamente nudo, e che veniva tenuto in cella con la palla al piede, catena e palla al piede. Dopo una settimana Libero va a processo, il giudice lo condanna, ma gli dice che con una cauzione se la sarebbe potuta cavare, con una cinquantina di dollari poteva uscire. Viene liberato, paga, i due gendarmi lo accompagnano, a un certo punto uno dei due gendarmi gli chiede altri soldi. Libero non accondiscende, sferra un pugno a uno dei due gendarmi, fugge, prende un bambino in ostaggio, sale su una barca e attraversa il Mekong con quelli che sparavano. Arriva dall'altro lato e lì trova fortunatamente il corpo di guardia dei laotiani che invece lo accolcano, sapevano che i metodi dei loro colleghi thailandesi erano piuttosto rudi e lui si salva così. Perché la pagina è nera e perché io ho scritto autocensura? Perché lui di questa storia nei suoi diari non ha scritto nulla, manco una riga.
Se io avessi portato con me i miei diari e avessi scritto queste cose, magari un posto di blocco potevo essere fermato e sarebbe stata, come dire, una sorta di autodenuncia, una prova delle mie colpevolezze. Quindi abbiamo ricostruito tutta la storia proprio registrando, in cui lui raccontava passo passo come erano andate le cose. Tenete conto che lui si vergogna molto di raccontare questa storia, difficilmente ne fa cenno e bisogna quasi costringerlo a raccontarla, e quando la racconta piange perché si vergogna della sua azione. Però diceva, se io non avessi avuto la prontezza d'animo di fare questa cosa, per quanto ignobile, io sarei ancora lì. La sua uscita dall'Asia, quindi la decisione di andare verso l'Australia, piccola decisione perché a un certo punto lui aveva anche pensato di andare in Giappone, va verso l'Australia, 8 giorni di nave per arrivare in Australia. Vi ho detto che Libero era un atleta formidabile, certo che era un atleta formidabile, unico neo di questo atleta è che Libero tuttora non sa nuotare. E non vi dico quali rischi ha corso, perché è capitato delle volte che magari per superare un istmo, per superare un fiume, si affidasse magari a barcaioli improvvisati, se lui fosse caduto a modo ci sarebbe rimasto. L'Australia, piccola riproduzione di quello che ha fatto. La nave è arrivata qua a Perth, lui ha fatto tutta la costa, non ha fatto esattamente tutto il percorso perché a un certo punto la bici si è rotta e gli ultimi 600 km li ha fatti in autobus, ma questa parte qua sono 3.000 km, sono 3.000 km e vi ho detto che lui si portava appresso un bagaglio di 38 kg. In Australia capitava che la distanza tra due villaggi, e per due villaggi intendo dire punti in cui era possibile approvvigionarsi d'acqua, la distanza era anche di 400 km. Quindi lui, oltre ai 38 kg di bagaglio, si era portato appresso durante la sua traversata dell'Australia una tanica con ulteriori 15 litri d'acqua. Lui ha fatto la highway numero 1, autostrada per modo di dire, in realtà molti tratti erano sterrati e li ha fatti durante la stagione delle piogge, quindi in mezzo al fango. Non vi dico in quali condizioni è riuscito a compiere questa impresa. Tra l'altro, per quanto lui abbia pedalato vicino alla costa, il mare non lo vedeva mai, perché tra la strada e il mare c'era una sorta di vegetazione piuttosto alta, per cui lui vedeva sempre questa fila di alberi, ma il mare non l'ha mai visto. E fra l'altro lui dice anche che l'Australia è il posto che ricorda con meno piacere. Ovunque ha trovato gente disponibile, ovunque ha trovato gente che gli ha offerto un letto, gli ha offerto anche un pasto quando non aveva da mangiare. È capitato anche che lui abbia passato delle giornate in cui aveva proprio deficit di alimentazione. In Australia invece ha trovato gente piuttosto scorbutica e poco propensa a simpatizzare con lui. Tant'è vero che lui ha fatto l'ultimo tratto in autobus perché tutti i meccanici che ha trovato si sono rifiutati di sistemargli questa bicicletta. Consideravano un'operazione poco remunerativa e quindi non valeva la pena. Altra cosa del viaggio in Australia. Un giorno Libero si ferma e si rende conto di aver dimenticato alla sosta precedente la pompa per gonfiare le gomme. Voi direte dimenticanza di poco conto. Lui subito ha pensato, se io dovessi bucare in questo momento, ma non ho la pompa, io qui ci resto. E siccome le distanze tra i centri sono distanze veramente dilatate, non saprei come fare per riuscire a cercare aiuto. Si è fatto altri 140 km al ritroso per tornare indietro, non ha trovato la pompa che evidentemente qualcuno gli aveva rubato, ma è riuscito ad acquistarne una in un negozio. In realtà era una pompa per motocicletta che lui ha adattato a pompa da bicicletta. La sua capacità di sapersi arrangiare anche nelle situazioni più estreme è proverbiale, del resto o uno sa arrangiarsi o se no una cosa del genere non la fa. No, qui stiamo tornando indietro.
Ecco, queste sono amicizie. Qui c'è un suo amico che si chiama Luigi, conosciuto durante il viaggio nel Pacifico, 24 giorni per arrivare fino al Messico. Anche con questo signore, un signore italiano, credo toscano, lui si sente tutti i giorni, tutte le mattine si scambiano il buongiorno via WhatsApp. Heinz e Joslen, due austriaci che organizzavano guide in Colombia. La Colombia è l'unico paese che libero non ha potuto attraversare in bicicletta, perché già allora era considerato un paese estremamente pericoloso e le autorità glielo hanno negato. Quindi ha fatto tutto in macchina con questi due signori, che poi ha ritrovato casualmente migliaia di chilometri dopo in Bolivia. È tutto un viaggio in cui gli incontri, corsi e ricorsi si susseguono con delle coincidenze che veramente sembrano incredibili. Quindi durante il viaggio la sosta a Tahiti, l'arrivo in Messico e quindi la discesa verso la Bolivia. Vedete, ci sono delle parti del libro in cui è stato necessario negoziare il racconto. A un certo punto, quando Libero è arrivato a El Salvador, ha conosciuto una ragazza. Tenete conto che lui era già fidanzato. È nata una simpatia, molto più di una simpatia. Lui ne scrive con un trasporto emotivo, sentimentale incredibile. Si capisce che era molto, molto colpito da questa ragazza, che lo corrispondeva. E io l'ho scritto nella prima trascrizione dei diari, questa parte, insomma, cercando anche di renderla, come dire, un po' romantica. Era già romantica di per sé stessa, no? Mando il manoscritto al Libero e gli dico: guarda, c'è anche questa parte. Sì, va bene, va bene. Dopo un paio di giorni Libero mi chiama e dice: guarda, è bellissimo, io pianto, mi sono commosso, però questa parte l'ha letta anche Poletti. Capisci che poi sì, siamo già, abbiamo una certa età, Poletti lo sa tutto, le ho raccontato tutto, però per lei è un pochino imbarazzante. Va bene, io avevo una morte nel cuore, perché mi sembrava una parte che dal punto di vista narrativo reggeva molto, no? E quindi l'ho eliminata, l'ho proprio rimossa dal manoscritto. Dopo 2 giorni mi ha chiamato Poletti e mi ha detto: guarda, io questa cosa ogni volta che la leggo la vivo sempre con grande dolore, però non è giusto che venga eliminata dal racconto, perché mio marito, io sapevo che quando lui avrebbe compiuto questo lungo giro per il mondo sarebbe incorso anche in tentazioni, quindi lo devo accettare, quindi lasciamone libero. Quindi grazie a Poletti, una donna molto intelligente, abbiamo anche questa parte in cui lui racconta questa avventura galante, che peraltro non è l'unica. Nicaragua e Perù, 3 fratelli che lui ha conosciuto in Nicaragua, con cui è andato in giro per circa un mese, che l'hanno ospitato a casa loro. Le Ande, ecco, vi dicevo prima che lui aveva l'abitudine di far timbrare il diario a tutti i posti di blocco, a tutti i valichi. Qui c'è addirittura una foto con alcuni militari, credo in Perù questo, che poi hanno timbrato, hanno firmato, hanno proprio certificato: abbiamo visto passare Libero tale giorno a tale ora, timbro. Lui quando è tornato in Francia, vedete che io non mi sto raccontando frottole, tutte queste cose le ho effettivamente fatte, le ho pedalate con i miei muscoli. Una carcassa scarnificata di un lama tra Nazca e Cuzco. Lui si sta inoltrando sulle Ande. Voi considerate, lui parte dal mare e arriva fino a 4.000 metri. Io non so come abbia fatto a varcare le Ande in condizioni veramente estreme. La gente che lo vedeva per strada diceva: tu sei pazzo, e io penso che Libero pazzo lo sia davvero, però lui alla fine è riuscito ad andare oltre in condizioni veramente, veramente estreme. No, qui siamo indietro. Sempre sulle Ande, tratta ferroviaria, quella alla maggiore altitudine del mondo, 4.300 metri. Siamo proprio in cima e lui tra gli altri ricordi ha voluto fissare questo con una fotografia.
la Land Rover con cui aveva attraversato la Colombia con Heinz e Jocelyn, che adesso vivono in Nuova Zelanda e che noi abbiamo cercato in tutti i modi possibili ma non siamo riusciti a trovarli. Per pura combinazione, puro caso, Libero incontra nuovamente Heinz e Jocelyn che aveva lasciato in Colombia, in Bolivia, migliaia di chilometri dopo, e passano una settimana insieme prima che Libero parta. Qui siamo quasi alla fine, vedete che la bicicletta è già stata, come dire, liberata dagli ingombri. Libero se ne va in giro per La Paz, in Bolivia, trascorre alcuni giorni all'hotel Intercontinental a La Paz e lì conosce l'unico sardo che ha incontrato durante tutto il viaggio, un certo Gianni. Voi non potete capire cosa non abbiamo fatto per trovare questo Gianni. Non l'abbiamo trovato, non siamo stati capaci di individuarlo, e evidentemente questo non vive ancora là, non ha avuto modo, nella speranza che sia ancora vivo, però è l'unico sardo che ha incontrato durante il viaggio. Era uno che era andato lì in vacanza e ci è rimasto perché si era messo a lavorare. Stiamo parlando ovviamente di cose avvenute 50 anni fa. E questa è la fine del viaggio. Libero che sale sulla scaletta dell'aereo, non aveva i soldi per comprarsi il biglietto. Secondo voi chi ha comprato il biglietto dell'aereo? Paulette? Adesso tu torni qua perché tu hai promesso che a Natale del 75 devi essere a casa. Paulette gli ha mandato i soldi e gli ha permesso di comprare il biglietto con cui lui poi è rientrato in Francia. Qui c'è l'arrivo trionfale a Parigi e poi quello a Roma. Tenete conto che la notorietà che lui aveva in Francia è inversamente proporzionale a quella che aveva in Sardegna. Mentre in Sardegna nessuno sapeva nulla di questa storia, in Francia i giornali e i telegiornali ne hanno parlato. Per questo io, quando ho avuto le prime notizie da Roberto, ero molto diffidente. Possibile che in Sardegna non se ne sia occupato nessuno? No, non se ne era occupato nessuno. A un certo punto Libero, che evidentemente però aveva voglia che questa storia venisse in qualche modo scritta, raccontata, perpetuata, si era offerto di donare temporaneamente i suoi quaderni dai quali non si separa mai. Io non ho trascritto dei quaderni fisici, ho trascritto da fotografie dei quaderni perché lui non era disposto a darmi i suoi diari. Però a un certo punto lui questi quaderni li ha dati alla biblioteca di Tadasluni. Dopo una settimana sono tornati indietro con una peccato e guarda, non abbiamo posto da noi, le prendite. Immaginate l'umiliazione di quest'uomo, insomma, che era stato proprio... Fortunatamente poi questa storia noi l'abbiamo conosciuta e abbiamo deciso che dovesse diventare un libro. L'abbiamo presentato un po' ovunque in Sardegna, il libro è stato intervistato dalla RAI, da varie testate, ogni volta si commuoveva, piangeva, perché lui era convinto che questa storia sarebbe veramente morta con lui, che nessuno ne avrebbe saputo nulla. E invece fortunatamente i libri servono anche a questo, a perpetuare un'emozione. Io ho finito. Siamo rimasti in Chi vuole fare domande disporrà del microfono, ecco qua. Allora io voglio chiedere una cosa, se lui era residente a Valletta, rifugiato in Francia, in Italia avranno fatto di tutto per ricercarlo, cosa è successo? Lui è tornato. Quando è ritornato cosa è successo? C'è stata l'amnistia. Stiamo all'86. Quando lui è tornato nell'86 tecnicamente diciamo che era un uomo libero, non aveva pendenze con la giustizia. No. Altre domande? Qua. Allora, intanto grazie a Francesco perché veramente perché adesso quando penso che io ogni tanto mi lamento perché faccio 80 km per andare da Siniscola ad Arzachena, mi vergogno come un cane e d'ora in avanti non mi lamenterò mai più, perché dopo aver sentito quello che ci ha raccontato lui dovremmo essere tutti un po' più disponibili ad affrontare le difficoltà. Visto che non ci sono altre domande, però io sono sicuro che Raimondo non
mi non cede mai, lui è sempre pronto. Allora dite che l'hanno trasmesso su Piero questo. No, parlava di un signore di chilometri, eccetera, eccetera. Parla? Si sente, sì, sì. Allora, Francesco Giorgioni, prima della conferenza sapevamo chi era, dopo la conferenza sappiamo chi è. E questo a cosa è dovuto? È dovuto che quando a una persona gli toccano, come si dice in gallurese, il dito malato, quindi l'argomento che interessa, lui esplode. Però vi assicuro che Francesco Giorgioni di dita malate ne ha parecchie, anche quelle dei piedi. Tanto sono gli argomenti di cui si interessa. E allora non potevo fare a meno di dedicare una poesiola in gallurese, ovviamente. Un abbraccio dovuto a Francisco Franco Giorgioni. Voglio i detti vadà, perché la natura ti ha dato in appalto viciosi talenti. Sei puntoglio di voi il lucarlo dell'informazione. Hai pedalato in bicicletta con l'operaia di Shanghai. Hai passeggiato in la neve dilata in truppende a Stravinsky. Voglio i detti vadà, perché hai un cuore nuragico agnato dalla civiltà dello stazzo. Sei un prisma di cristallo che sfaccia la luce in arcobaleno. Hai lampi di memoria antica di meccanismi celesti. Hai visto le treni passare ancora lenti in l'oasi di Toserre e intuito segnali di ita pisassi dalle corrali all'intrinata. Voglio vedete vadà perché mostri per la radura un amore delle entragne, da poi che sei nuto dalla sapienza più alta dei vesuveri e hai scorrito le fonti di monti tra l'Irri e Mesopotamia, e a Bali sei sempre in cerca di una età incilata e innecata che navighia in spazi tra essi, cieli sfidiati e mari inquinati. E voglio vedete vadà perché hai turbamenti degni di più alti mannuri, perché sei caldato dall'Odeo degli Sufi e protetto dall'uno degli neoplatonici e dall'inviolato degli mistici che tiene in sogno canto sprafondi in un oceano di silenzi che da tempo ne comencio, che scorre a piano ma scende lo derramo d'alti tempi e misuri. E tanto Franci, noi tutti di laute volemo detti vadà che l'universo in tre punimenti all'amore e alle lontananze d'azzurro, allo suono delle campane tibetane, alle casacche rui, a una batteria che ripete cucurucco, ambarenda la pasca etiope l'era di un polcavo bianco, di ciurrati curiosi che ci faranno incontrare onde la voce nostra e la toglia di interani animi coppioli, torrendi all'unuda in un molinello arruinta di luci, traccia luciosa dello stesso destino che ci ha strampato tutti i canti in questa terra santa di Gallura. Complimenti. Battiato. Sapete che io ho tra i miei massimi riferimenti spirituali Franco Battiato, bravo, grazie. Presidente, vi lascio
qua solo, cosa devo fare? No, non roviniamo la serata. Io non ho fatto la poesia, ma in realtà la dedica però anche alla poesia. No, le domande potrebbero essere tante, le domande che ti vengono, però speriamo di trovare le risposte. Ovviamente ci rivedremo. No, è veramente una cosa che ha da sentire. Cioè, pensare che una persona che parte da un piccolo centro come questo e affronta tutte queste cose e supera la difficoltà delle lingue, questo denota che quando c'è una volontà veramente ferma, noi rinunciamo a tante cose che sono nelle nostre umanità solo perché creano delle barriere che non avrebbero esistito. È un bello stimolo questo, per misurare il sistema. Lo metto qui. Signori, Che l'ha ripreso. Giorgio, buone cose. Grazie, grazie, Rich. Aprici. L'artista è di... No, Maria è Maria. Si sente molto meglio per questo. Sì. Io mi sono semplicemente emozionata. Sono contento. Però sono convinto che il libro la emozionerà di più. Ma per mai? Senti, io sono una specie di scrittrice. Sì? Sì, così da strapazzo. Mi ricorda il suo nome? Io mi chiamo Maria Pazzo. Io Rosa Maria. Tutti possiamo Che io lavoro per Maria Domenico. Io ho avuto la fortuna di visitare molti paesi di questi. Quindi ha una base di conoscenza. Senti, ma che lingua parlava? Quando doveva comunicare con gli altri? Lui parlava un misto di francese, aveva un minimo di conoscenza dell'inglese, si arrangiava col turco come ho spiegato, ma per lo più a gesti. Ricordi il tuo nome? Maria. Maria. Comunque, è stupendo quello che era fantastico. Grazie, sono contento che le sia piaciuto. È veramente incredibile. Dobbiamo fare discussione. Grazie. A chi lo devo dedicare? A Gianni, facciamo a Gianni, dai.
Ce ne dice? Grazie. Lirica o a Cali? Vabbè. Sì, per il pane. Chi si era visto? Ok. Quello di cucina, certo. Pesante. Di cucina ce ne sono diversi. Adesso dobbiamo parlare per tutti gli aviari. Oh, grazie. Per Maria Domenica. Maria Domenica. Piacerà pure più di primo. No, ormai la gente ce l'ha Cosa conta? Ah, cosa conta? Ma si devono Beh, qui però siamo in un romanzo, eh. Io non gli ho detto mai, li togli, li presi, Non è solo di fare. no, mi piaceva. Infatti io non Ciao. Angela? Francesca. Come me, poi tu e poi faremo Ciao, andiamo a finire. Grazie. Ricorda il nome? Filippo Cariddo, ho Cariddo Filippo lo stesso. vediamo un po'. Grazie, arrivederci. Ciao Iana. Prima io. Ciao, salutami Tonio. Grazie, ciao. Vieni pure all'Umeo, tu Ciao. manda Certo Paola. che vengo. Ciao, Questo bene. era... No, io non ho ricordato, no. Cosa con la Marella? Posto, quando è che? 27. 27. Però dove lei? Il presidente l'ho letto, sì, sì. Io un po' lo seguo, vado a curiosare il Ciao, suo ciao. blog. Avevo letto anche su questo libro. Quando farai la conferenza che fatti A che lo devo dedicare? A Giancarlo. auto, no, porta una poesia. Ciao, ciao, grazie. La porto sull'argomento la poesia, io sull'argomento, capito? Non lo so se non te la dedico io qualcuno. Ah no, va bene. No, ma non è Grazie. Grande Coletto. Ascolta, il tipo non c'è per mettere anche la sua. Ascolta, Ma la dice quando l'hai presentata Aspetta che poi dobbiamo interrompere però perché siamo sempre in diretta.